Scusi, cosa hai in testa? Ho messo quello Un'idea estivo, meravigliosa. perché almeno qua almeno qua dico prende un po' più di aria, perché Sì. l'altra volta mi sono dovuto prendere 5 integratori durante la serata, perché E andava di Quindi, potassio. e stasera portare c'è- quella pezza in testa è proprio per fisicamente prendere aria. impegnativo. Ah, Sì, sì, invece capito. ci hanno cambiato il colore, ma è rimasto lo Shantung. Sempre allora, abbiamo voluto fare gli interni del locale, lo dico per quelli che ancora non sono venuti a trovarci e forse non Sono ci colpevoli. verranno mai. Ah, non ci verranno mai. Sono colpevoli, ecco. Comunque venire all'interno, cioè, dovete sapere che abbiamo voluto fare l'interno del locale, che però è segreto, è oscurato Sì. alle telecamere, tutto in Shantou. Vabbè, Ma quale Chantou? io devo dire che non Questo so è se, Shantou, vedi che Ma la bello, smetti, questo, sì, vedi? non so peggio che della fresco, Iuta. se sia fresco, veramente questo fresco. tutolista di fatto che sono tornato poi a casa con l'eritema. Forse gli avambracci. Scusate, qua. adesso invece di soffermarci su dettagli veramente Scenografici. irrisori, sì, ma irrisori, magari E cosa dobbiamo... ma magari dire che ne so quali saranno le rubriche, se Sì. c'è magari una stasera di cosa si parlerà. Allora, attenzione, appunto, Per fortuna che Mao ci richiama C'è un po' Miguel- all'ordine, sì. a quello che diciamo un ruolino di marcia. l'unione di marcia, che poi sarebbe la scaletta che io Ecco. qui, vedete la ce l'ha scaletta, la scaletta. sì, della serata. Allora avremo un ospite Di Romano, lo che Scarparo. però non so quanto possa garantire un aumento di affluenza. Del pubblico. Vabbè, a parte che noi, lei ha sempre così ribadito che siamo un programma culturale, siamo Sì. un programma, quindi non è che ci mettiamo a fare i conti in tasca, quanta No, gente porta. assolutamente Poi, no. Comunque, Basta che non butti giù l'ospite, basta che non sia una cosa che... No, ma questo è un tira un tirasu, è un tira è su. una carica istituzionale quasi, se non ho capito male, perché è il sindaco di San Salvario. Esattamente, Adesso- se noi vogliamo suddividere la nostra città in Rioni, quartieri. Ma è però già divisa. È già divisa. sì, No, io non è vorrei- che vogliamo noi. Io volevo cioè. dire un altro concetto, se Però vogliamo sta bene con la francetta, dividerla sa? in distretti, Ah, in ok, ecco, in Ah, i distretti. distretti. E Sa come quindi dicono? avere un sindaco per ogni distretto, lui sarebbe quello di un quartiere centrale, di un distretto centrale che è quello di San Salvario. Ah, Credo che arrivi fin qua quasi. Sì. allora sì, bisogna noi- chiamarlo Sindic. È il sindac, perché Stiamo noi- parlando del Gippo ottimo di Napoli. Gippo di Napoli, che in molte foto è ritratto appunto con la fascia da sindaco, nonostante la faccia non sia proprio da sindaco, ma lui è... Vabbè, adesso c'è la faccia da sindaco. Noi poi a Torino, diciamo, non è che possiamo proprio vantare delle facce da sindaco. non possiamo, noi sì, non ma possiamo mai, credo che ecco le faccio, poi comunque nella sostanza Certo, è chiaro. abbiamo avuto fior di in sindaco. altri tempi Adesso degli ottimi non ci sindaci. addentriamo. Non ci nelle cose addentriamo. che Ah, lei non vuole stare lontano dalla politica? No, qui la faccia è bella del Sì. sindaco attuale, Sì. poi bisogna vedere il resto. no? no, ma il resto anche è uno degli ospiti, noi abbiamo puntato tanto. Ma non è il sindaco di Torino, No, io sto parlando della dottore. sindaca. Il sindaco di San Salvario, Gipo di Napoli. Gippo di Napoli. Ecco, no, se no viene fuori un calderone. Allora Non è stiamo il sindaco facendo di solo Torino, un è l'Appendino. pasticcio, stiamo facendo solo un pasticcio, Infatti. ma vi garantiamo che invece il programma è più spiegato. Sì, Ecco. ha spiegato, è quel pasticciaccio brutto di via, anzi di corso sommeliere, come dice lei, sommeliere. Corso Sommeliera numero 12 c'è questo locale dove tra l'altro stanno già iniziando a servire le cene, perché noi siamo In particolare la nostra. esatto, che si sta pure freddando. Conta. Ma perché deve dire che noi scegliamo prima? Di solito gli artisti mangiano dopo, raggiunti da piacevoli Si pool, raffredda, da se no si ragazze raffredda. anche di Sì, sci. una volta stavamo a mangiare poi a fine dello spettacolo a I Mare Chiaro, ristoranti. invece adesso Invece baracchino. esatto, mangiamo prima e il più delle volte ce lo portiamo da casa. Senta, Dica. dottore, vuole anche annunciare magari qualcosa sulle rubriche o mettere magari Sì, un po' mettiamo di il- curiosità? Allora, pepe. metto un po' di pepe. Allora, Pepe. anche perché ci è stato richiesto dal nostro pubblico, che non sembra mai ampio e folto, ci è stato proprio richiesto un momento di dare più attenzione al momento spirituale. Ci hanno chiesto questo, sì, Ci hanno chiesto in questo. questi Perché tempi sì. materialisti, in questi Perché tempi sul pubblico difficili, Hanno complessi. sottolineato questa esigenza, Fridi. Sì, il pubblico, devo dire, il suo copricapo mi spaventa un po'. Però sta bene con la frangetta. Non sto male, l'ho sempre detto. Sì, sta molto Sono bene. più sexy con la frangetta, Secondo più me anni doveva 60. fare la riga in mezzo, però. Vabbè, sì, Però la io possiamo so- fare, se ci va. No, non lo faccio. Un attimo, Oddio, vedo i capelli, un attimo, è chiaro, non lo è faccio. chiaro. Peggio. Con la riga laterale. No, so che non sarà solo la spiritualità a farla da padrona all'interno delle nostre rubriche, No, ma però io sfiderà, non svelerei tutto. no, ma sfiderà anche qualche altro esperto, Sì. almeno diciamo di un campo che
non è tangenziale alla spiritualità, ma potrebbe in qualche modo diventarlo. Frido, mi piace il collegamento che lei ha fatto ed ha incuriosito anche il pubblico che adesso ci sta guardando certo. a casa, nella Grazie allo telecamera. streaming che sta curando il nostro tecnicone RVM, ma non solo RVM, pure streaming audio-video, Sergio Olivato. Olivato che ormai è una figura quale non si può prescindere, ecco, nel fare questo programma. Assolutamente. E allora vogliamo invitare quindi il pubblico a venire questa sera, insomma. Vuole dirlo lei con qualche cosa? Di invitare il pubblico? Stava lì pensando a mangiare. Infatti io pensavo all'hamburger. Va bene, non dica cosa mangia, perché non se lo potrebbe neanche permettere. Uno immagina un po' di riso in bianco, invece si lancia. Mangio quello che c'è. Con l'hamburger. E questo le fa onore. Allora lanci lei il nostro appuntamento, il secondo qui al BOF. Lanci un avvertimento, lanci un qualcosa di accattivante che possa portare oggi, stasera, tra poco. Tra poche ore, insomma. Mercoledì 7 giugno 2017 vabbè, non è un calendario. alle officine ferroviarie, al birrificio delle officine, al birrificio delle officine ferroviarie. Lei pensa che urlando uno capisce meglio, possa arrivare a più persone? No, è solo un cafone, ecco, se lo faccia dire. Vi aspettiamo. Non mancate, io non so dove devo guardare, dove guardo? Olivato. Vi aspettiamo. Era solamente ieri sera. Io parlavo con i miei amici, scherzavamo tra di noi e il resto, se voi volete, lo ascolterete. Quando? Questa sera all'interno speciale di roba forte e io sto scoppiando all'improvviso, lo bue a fame però, all'improvviso, adesso andiamo, non so perché, ma così all'improvviso, a stasera vi aspettiamo.